Buongiorno, buon inizio di questo vlog. Ok, ho disfatto il letto e ho buttato tutto in lavatrice e ho già messo su, cioè l'ho già fatta andare. Per la passeggiata sto aspettando le 8. Ieri ho fatto una passeggiata e era di 17 km e 2, però alla fine della giornata in totale ho fatto 17 km e 9. Ecco, quindi oggi devo fare una passeggiata come sempre, però più corta, più, insomma, più easy, ecco, perché meno chilometri, 3 chilometri, una cosa del genere, per far riprendere un po' i muscoli. E volevo alternare proprio una camminata lunga, una camminata corta, per non sforzare troppo, per non creare danni anche. Vero Pepe, sei d'accordo con me? Sì, mammina, si vede riflesso. Fefe, ma chi è quel micio? Hai visto un micio? Ma chi è quello lì? Chi è? Un Pepe! È un Pepe! Guardalo! È un Pepe riflesso! Che bello che è Pepe! È bello Pepe riflesso! Sì! Guarda che ti segue, eh! Oh, guarda che bello che è Pepe riflesso! E dov'è il micio? Non so dov'è, amore. Ieri ci si è riempita la bacheca di bollette. Ne sono arrivate 2, già ce n'era una. Vi ringrazio per aver capito la situazione dei gatti. Poi lo so che ci sono persone che anche, cioè, lo so che tra di voi c'è chi magari mantiene dei gatti randagi, lo so. Però al momento ho avuto una sola donazione da una di voi che mi segue. Ma ho già tolto il no. Sono venuta qui per togliere il latte da microonde, ma io il latte l'ho già messo lì. Mamma mia, dormo ancora. Comunque ho avuto una donazione, sono contenta e niente, fate girare questo post che ho messo sulla pagina Una montagna di gatti. L'ho condiviso anche nella mia pagina Facebook e non l'ho fatto ancora su Instagram. Vi do un'anticipazione di un video che uscirà ed è questo. Bene, non è una collaborazione, no, ho pagato 12 euro. Sì, 12 euro compresa la spedizione. Ci ho pagato 6 euro di prodotti e 6 euro di spedizione. Vabbè. Pepe! Oh, aspetta, saluta. Saluta, guarda, c'è di nuovo il gatto. Poch, c'è di nuovo il gatto. Oh, ma sto gatto è sempre ovunque, eh? Ma cosa fa nel telefono il gatto? Panna, basta! Che dite? È passata aria, c'è il sole adesso. Eh sì, è arrivato il sole anche qua. E io direi di fare il letto. Che bella giornata oggi. Beh, anche ieri è stata bella. Pomeriggio ho fatto nuvoloso, ma sono andata a fare la spesa. Invece da oggi a sabato hanno previsto bellissimo, ma bellissimo tipo estate, per cui io prenderò il sole tutti i pomeriggi. E tra l'altro bisogna iniziare a sistemare anche l'orto. Lo lasciamo così piccolino anche quest'anno. Io volevo ingrandirlo, però alla fine l'anno scorso ho avuto tanta verdura. Ha fruttato veramente molto, anche così piccolo, quindi lo lasciamo così. Boh, sistemiamo sto caos? Cosa dite? Ho fatto, ho finito. Sì, il letto è pronto. Il letto è pronto.
c'è ancora ombra, l'aria è ghiacciatissima. Vediamo se c'è qualche animale, no, ormai è tardi. Qua fa freddo, ho le mani congelate. Però ci sono quei tratti soleggiati dove si muore di caldo. Questa è la primavera. Sto tornando a casa e sono le 11 passate, saranno le 11:30 già. Vabbè, niente, sono stata un po' fuori. Ma allora, vi aggiorno sulla questione colonia, gatti della colonia, sulla situazione di Gastone. Cosa volevo dirvi? Che vi avevo scritto che avrei messo le foto pubbliche sulla pagina dei gatti. In realtà non le metterò, cambierò anche il post. Per chi volesse vedere la condizione della pelle, di come è ridotto, a me dà parecchio fastidio, per cui se siete sensibili non chiedetemi le foto. Insomma, posso mandarle privatamente, quindi ecco, le ho fatte oggi le foto. Non sono riuscita a riprendere bene la cosa, però gliel'ho fatte, e quindi se vi interessa sapere, vedere con i vostri occhi com'è, allora scrivetemi in privato, io vi mando le foto. Sì, la situazione non sappiamo, potrebbe anche essere un tumore della pelle, non lo sappiamo. Ovviamente non potendolo portare dal veterinario non si può sapere che cos'ha. I veterinari dell'ULSS non si sono più fatti sentire, dovevano chiamare dopo 2 giorni e invece non hanno più chiamato, e quindi siamo un po' in attesa, ecco, e vabbè, si vedrà. Però purtroppo il gatto è così, è allegro, è normale, il gatto non è debole, mangia, però appunto ha questo problema alla pelle che è veramente evidente ormai, non è più, non si può nascondere. Si vede, se uno vede quel gatto in giro dice oddio, sto qua immalato, chissà cosa va a pensare, ma non è una cosa contagiosa, questa no, e quindi o una malattia sua autoimmune, oppure è un qualche forma di allergia, o sono le pulci, ma l'antipulci gli è stato messo, e quindi altra alternativa potrebbe essere un tumore della pelle o semplicemente qualche infezione, non lo so. Se devo attraversare lo stradone, qua non esistono strisce, sono state chieste 1000 volte, qua le strisce non le metteranno mai, e niente, quindi questa è la situazione. Se vi interessa sapere, vedere com'è, chiedetemelo, insomma, e vi mando le foto in privato. Adesso io vorrei pulire casa, solo che sono le 11:30 appunto, e quindi sono un po' incasinata. Vabbè, devo stendere, prima di tutto stendo perché ho le lenzuola e in poco tempo si asciugano. Quest'oggi ho aperto questo pacco qua di Emiliane Barilla tagliatelle, 5 cereali e uova, perché erano arrivate con la degusta box, vero? Una volta, guardi, sì. Beh, comunque ho aperto quelle e dovrebbero essere praticamente pronte perché ci stanno poco, 6-7 minuti ci ho scritto, infatti sì, secondo me sono anche pronte. Dovrei assaggiare, ma a me la pasta cruda non è che piaccia tanto, cioè la pasta senza condimento, ero tutta storta. Abbasso leggermente la fiamma. Panna vuole mangiare come sempre e ho appena finito di passare l'aspirapolvere e ho tolto i tappeti al momento perché ho tutto di fuori. Adesso devo stendere la lavatrice, che non l'ho ancora fatto, e mi sono arrivate delle scarpe prese da Wish, devo ancora provarle, le avevo appoggiate lì per terra, non so perché. E le scarpe sono queste, ma sembrano o non sembrano le mie Nike bianche? Guarda, non le ho ancora provate, quindi di sicuro il plantare non è come quello delle Nike, però c'è anche l'aggeggio, questo qua, sono arrivate proprio integre, perfette, senza pieghe. Certo, con i pantaloni del pigiama non sono proprio il massimo, comunque le scarpe sono queste. Che fashion. Sì, non sono comodissime, sono dei cinesi, non hanno il plantare
hanno il plantare praticamente dritto per i miei gusti. Sono un 38, avrei dovuto prendere forse un 37,5, perché io in genere di queste scarpe ho il 37,5, però non sono niente male. Considerate che ho le calze, quindi sono molto fine, con un paio di calzini dovrebbero essere giuste. Oggi Panna ha deciso di stare a dormire di fuori. Che bella! Panna! Che bello! Sembra estate, ma veramente sembra estate. Bellissimo! Ho lavato i piatti prima, saranno state le 4:30. Ho lavato i piatti, poi ho steso un'altra lavatrice e basta. Pipo! Pipo! Ciao! Panà! Che stanca! Ok, ho sistemato la biancheria, è rimasta solo quella roba lì che serve a Franz domani per andare a lavoro. E anzi, ci sono i miei pantaloni, i miei jeans ancora stesi, che però sono asciutti, e un calzino perché era rimasto, non l'avevo sbattuto, era rimasto un po' tutto aggrovigliato e è rimasto bagnato. Vabbè. Penna! Panà. E poi mi sono rimaste le scarpe che le ho dato una lavata e le ciabatte, che comunque sono asciutte, sono leggere quelle scarpe, e l'acqua non è entrata all'interno del tallone dietro, che c'è il rigonfiamento come le Nike, ecco, non c'è entrata acqua, quindi wow. Quindi sì, quindi mi aspetta adesso un bello scrub, una bella doccia e poi penso alla cena. Non so se vi riprenderò qualcosa, io spero di sì, così concludo anche il video, ma boh, vediamo. Perché sapete che io orario di cena non amo vloggare, non amo fare video. Dunque, sono quasi le 10 di sera, mi sono dimenticata di registrare. Per cena Franz ha mangiato una pizza, io invece ho mangiato la vellutata di piselli, che più che una vellutata sembrava tipo una polenta, da quanto so, da quanto densa è venuta. Probabilmente 500 ml che c'è scritto, troppo poco, cioè sono troppa poca acqua, ecco. Niente, lasciate un like, condividete il post sulla colonia dei gatti, condividetelo se conoscete qualcuno, insomma, fate girare quel post per piacere. E nient'altro, ci vediamo domani. E se vi è piaciuto il video lasciate il like, come sempre, solite cose. A domani.